Continua senza sosta e con determinazione la marcia di avvicinamento della SEAP dall'Icardillo Aragona alla sfida casalinga di sabato 20 febbraio, domani alle ore 18 contro il Volley Region di Reggio Calabria. Una partita valida per la quinta giornata di andata della prima fase del campionato di Serie B1 Girone 2. La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina della Pallavolo Aragona. Le interviste al coach Massimo Dagioni e alla centrale Barbara Murri. Sinceramente, dal punto di vista specifico dell'avversario, l'affrontiamo come l'avremmo affrontata in ogni caso, con quel po' di rabbia in più che ci deriva chiaramente dall'ultima partita che non è andata come avremmo voluto. Circostanze che hanno portato a questo ormai non contano più nulla, siamo concentrati su sabato per cercare di mettere in campo tutto il valore che le ragazze hanno e che penso abbiano molta voglia di dimostrare. No, insidie ce ne sono sicuramente perché è una squadra che gioca una pallavolo molto grintosa, una squadra che non ti rende sicuramente fluido, no, il gioco, per cui bisogna avere sicuramente una buona continuità nei fondamentali e cercare di mettere in campo quelli che sono i nostri punti di forza. Che vincere non è tutto, ma perdere è nulla. Pallavolo e pareggio non c'è, quindi andiamo per vincere, non ci sono dubbi. Sicuramente servirà una Ragona più concentrata e più consapevole delle sue doti e senza le sbavature che abbiamo mostrato a Messina. Come sempre quando vengono a giocare contro di noi mi aspetto un avversario molto agguerrito che non ci lascerà molti margini di errore a cui appigliarci e che sicuramente vorrà fare risultato.